iniziale, senza il figlio di puttana. Senti alla schiena, cambia la strada, qual è il problema? Ti vedo in bar, quello che mani, chiamami Zara, mare su mare, è una montagna, spengo l'iPhone, butto la SIM, quando mi asciugano peggio di un po' senza la beam, sparisco appena mi hanno dato il saldo al prossimo club, ci poteva andare peggio, pensa se fossimo te. 2 milioni di seguaci, 2 milioni di canzoni, scommetto sono incapaci, anche con le migliori indicazioni. Non ho studiato né lingua né moda, avevo la testa già altrove, come testo sempre poliglota, moda italiana, francese e Giappone. Non ti basta se volevi il beef, cerca di scuse più valide. Ti passiamo all'unanime, questo contente che sembrano tre come un anime. Se fai soldi tu valgono la metà, come fossero del vecchio conico. Io per farli rischio manicomio, faccio il trick come Tony, sempre alla schiena. Cambia la strada, qual è il problema? Ti vedo in bar, quello che muore, chiamami Zara, mare su mare, è una montagna, sempre alla schiena, cambia la strada, qual è il problema? Ti vedo in bar, quello che muore, chiamami Zara, mare su mare, è una montagna. Per favore chiamo un taxi, ho il vento in testa, nelle tasche ho 20 sassi. Siamo in un giro. Punti al centro per il saluto. Inizio prima ripresa.
Fine, prima ripresa. Can't keep my dick in my pants. Promise don't let me no more. Ay, she give me yellow like bro. I don't wanna be friends. Ay, I give her this, she I'm mad. She put her tongue on my dick. Look at my wrist and my face. Ay, but that shit straight to the booth. Ay, tell me my love to the fools. She said one fuck, bitch, I do. I put a hole in your parents. Ay, I just gotta get out my sandwich. Ay, I gotta lose, you know, ooh, shit. Look at me, ay, fuck on me, yeah. Look at me, ay, look at me. Fuori secondi. Inizio. Mettela qui dietro. Fuori quando sei vicino, dai, ci sono spazio per te. Fine seconda ripresa. Chiedo gentilmente di tenere la distanza dal ring per questioni di sicurezza. Ripeto, potete tenere la distanza di sicurezza dal ring? Almeno di 2 metri, 2 o 3 metri. Mi voglio più livido, ho donato che non quel brivido.
Fuori secondi. Pugili al centro per il verdetto. L'incontro termina in parità.
Il prossimo incontro sarà diretto da Rotaro Radu e all'angolo rosso da Alessio Gabre nella Riviera del Brenta e all'angolo blu Rettore Gianluca della Carola Academy. Pugili al centro per il saluto. Inizio. Beppe, cosa dici?
Fuori secondi. Inizio seconda ripresa. Fine seconda ripresa. Entra la signorina Melissa che ci mostra il prossimo round. Fuori secondi. Inizio.
Fine, terza ripresa. Pugili al centro per il verdetto. L'incontro termina in parità. Let me not say that. Hey. Il prossimo incontro sarà un'esibizione da Canzian e all'angolo inizia prima ripresa. Fine primo round. Would you introduce to Nancy?
Fuori i secondi. Inizio seconda e prima. Seconda e fuori i secondi. E ultima ripresa.
Chiamiamo all'angolo rosso Padrin Tommaso Mapuche Team contro Basti Luca Box di Gnasego, Junior 57 kg, tra riprese da 2 minuti. Pugili centro ring per il saluto. E inizia in terza. Fine della prima ripresa.
Fuori i secondi. Ed inizia la seconda ripresa. Fine della seconda ripresa. Fuori i secondi. Inizio della terza ed ultima ripresa. Go!
E questo incontro viene vinto da Angolo Blu Bassi Luca alla terza ripresa per squalifica 1 minuto e 04. Elite 80 kg. Angolo blu Pirrone Renato Carolo Academy contro angolo rosso dal corso Andrea New Box 2010. 3 round da 3 minuti. Pugili al centro per il saluto. Inizio il primo.
Fine, prima ripresa. Un applauso a Melissa, la nostra ragazza ring. Fuori i secondi. E inizia la seconda ripresa. Attimo 40 anni non questo out. Vai Renato, abbiamo vinto, vai! Eccolo là! Fine della seconda ripresa.
secondi. Inizio della terza ed ultima ripresa. Fine terza e ultima ripresa. Pugile al centro per il verdetto. Vince l'incontro ai punti l'angolo blu.
da Ottavo Radu e all'angolo nostro ci sarà Sam Maso e all'angolo di Copeland. Inizia prima ripresa. Pugili al centro per il verdetto. Vince l'angolo rosso per SC. Per
Giuro fanno per te, per fare sti pezzi mi vivi da me, se sono un minuto che sto fatto per te. Ti cambio per passare lo stesso con te, migliori scopreti, coltello mi rete, non rapidi, non è stato più niente, se chiedi in giro dico che sei demente. Il prossimo incontro dirige l'arbitro Lorenzo Zanin, all'angolo rosso Vasco Atanasov e all'angolo blu Patricelli Marco. Pugili al centro per il saluto. Inizio prima ripresa.
E fine della prima ripresa. The unknown. Un applauso a Melissa, la nostra ragazza ring, grazie. Fuori i secondi. Inizia la seconda ripresa. Dai Vasco, sei forte! E fine della seconda ripresa. Ringraziamo l'Academy Carollo per l'organizzazione di questa serata di box e la New Box 2000 e la Mapuche Team.
Fuori i secondi. Inizio della terza ripresa. Finisce così l'incontro fra Vasco Attanasio e Patricelli Marco. Ringraziamo per l'organizzazione la società Newberica Carollo Accademia e soprattutto chi ci ha ospitati, che è la 70, per questa importante e bella manifestazione pugilistica in questa zona. Prossimo incontro sarà un incontro di donne junior fra Piotr Monica e Testolin Gloria, categoria junior 50 kg, 3 round da 2 minuti. Allora attenzione, verdetto, vince l'angolo blu Patricelli Marco della Dinami. Un applauso anche a Vasco Attanasio. Prossimo incontro, dicevo, donne, categoria junior 50 kg. All'angolo rosso si presenterà Pietro Monica della Cuba Box, all'angolo blu invece vedremo Testolin Gloria della Box Albignasego. Saranno 3 le riprese da 2 minuti cada una.
Melissa che si indurrà per il primo round di questo incontro donne junior 50 kg fra Pietro Monica e Testolin Gloria. Sergio. Arbitra questo incontro Fetais Sergio. Ringraziamo la 17 per questa bellissima ospitalità. Fra poco partiremo col primo incontro fra Pietro Monica e Testolin Gloria. 3 le riprese da 2 minuti. Ecco gli ordini dell'arbitro fetesco Sergio. È la prima ripresa. Finisce il primo round tra Pietro Monica e Testolin Gloria. Questa riunione pugilistica organizzata dalla New Berica in collaborazione con la Carollo Accademia Pugilistica. Allora, un ringraziamento alla 17 per aver ospitato questa bella manifestazione che si sta concludendo. Fuori i secondi.
È la seconda ripresa. Monica, carica il destro. Gloria, andiamo. Lo sai fare. Su Monica, subito! Manda giù! Colpo destro, Gloria, colpo destro di destra. Vai via adesso. Dai che va bene. Destro, forse! Vai dentro, vai dentro. Vai tu, continua, destro! Vai destro! Abbassati. Vai, tieni lì! Vai! Continua! Angolo bianco, Monica! Gloria, se stai ferma ti porto. Carica il colpo, Monica. Carica. Vai via. Carica dentro adesso, caricalo. Colpisce via, vai Carica via. dentro. Via. Carica. Finisce la seconda ripresa. Si preparino nel frattempo per il prossimo incontro Ferron Francesco della Mapuche Team che incontrerà Torresani Christopher della House of Box. Vai Monica, fai benissimo così! Un applauso anche per Melissa. Fuori i secondi. È la terza ed ultima ripresa. Carica il destro, Monica. Gira Monica, Tocca via. tocca via, vai! Metti 1-2, Monica. Tocca via. Vai, 1-2 via! Carica il 2-2. Abbiamo detto via! Vai Monica, 1-2 via! 1-2 via, tecnica, vai! Vai, Monica. Sulle mani, Gloria, sulle mani. Sulle mani. Metti il Non farti destro. colpire! Stacca e non farti colpire! Vai, Monica, vai. Dentro, finisci tu! Vai, adesso. Sotto! Vai.
Finisce così l'incontro fra Monica Piatrou della Cuba Box e Testoling Gloria della Box Albignasego. Prossimo incontro fra Ferron Francesco e Torresani Christopher. Pugili al centro ring per il verdetto. Vince ai punti Monica Piatrou, angolo rosso. Applauso anche per Gloria Testolin. Non la passo, meglio accendi una siga. Fa culo la troia che non mi Torna al 3 round da 3 minuti fra Ferron Francesco e Torresani Christopher. Fanculo quando ne chiaman, sarà via, ora il momento fatti avanti, non so allenarmi, cambiamo di sia pure santi, non perdonarmi, imparo solo dagli sbagli, ma so rialzarmi, sono cresciuto dagli esami, sempre a sonaggi, ora che sono di cumigiani, siete dei falsi, porto i miei amici sulle spalle, e sulle palle, tu parli ma concludi niente. Un ringraziamento lo facciamo alla 17 per questa ospitalità che ha voluto con questo incontro di pugilato con l'organizzazione America. Per Melissa, la ringraziamo anche lei per averci fatto compagnia durante questo incontro. Arbitra questo incontro Rotary Radu. 3 il round da 3 minuti cada uno. All'angolo rosso abbiamo Francesco Ferron, all'angolo blu Torresani Christopher. Categoria 64 kg.
È la prima ripresa. Finisce il primo round fra Francesco Ferron e Christopher Torresani. Fuori i secondi. È la seconda ripresa. Dai blu, dai blu! Dai, piste! Dai blu, dai blu! Bravo! Bravo!
blu! Dai che sotto! Tira su da sotto che non è concentrato! Dai concentrato, Chris! Sotto, ragazzi, bello! Dai blu! Sotto, dai, sotto! Via di lì! Dai Chris, dai! Bravo, dai! Concentrato Chris, dai! Guardi primo, dai! Subito! Così, stai, va bene! Vai tu, Chris, adesso, vai adesso! Vai! Preparino nel frattempo per l'ultimo incontro di questo lungo pomeriggio Kime Ideam della Padova Ring che affronterà Federico Tonus della Treviso Ring. Un ringraziamento va agli arbitri Zanin, Fetesciu Sergiu e Rotaru Radi, al Canzian e al medico di riunione che ha presenziato a questa riunione pugilistica con l'organizzazione della Numerica Carollo Academy. Un vivo ringraziamento va anche alla 70 per aver ospitato questo bellissimo e importante appuntamento. Fuori i secondi. È la terza ed ultima ripresa. Vai là sotto! Sei l'ultima! Vai là sotto! Vai! Concentrato, Chris, è l'ultimo, girati! Due colpi forti, dai! Dentro! Oh, vai colpi dietro, dai! Chiudilo lì, vai! Vai Chris, chiudilo lì! Vai là sotto! Vai lucido, stai lucido, stai sopra! Devi partire dritto! Sulla testa, dritto! Lavora con la mano! Prendi i colpi, Francesco, dai! Così! Vai! 1-2, Cristiano! 1-2! Chris, lungo! Vai! Incontro la sola che guarda! Dai! Bello! Bravo Chris! Dai Chris, vai! Vai,
A lungo! Lavora, Chris! Un minuto, vai! Uno, due, cazzo lì! Così l'incontro fra Francesco Ferrone e Christopher Torresani. Si preparino nel frattempo per l'ultimo incontro di questo lungo pomeriggio, Kime Dean che incontrerà Federico Tonus della Treviso Ring. Anche il prossimo incontro sarà di 3 round a 3 minuti ciascuno. Rettifico, mi hanno informato male, 3 da 2 minuti. Pugili al centro ring per il verdetto. Allora attenzione, mi viene comunicato, vince all'angolo rosso Verona Francesco. Applauso anche a Christopher Torresani. E siamo così giunti all'ultimo incontro di questo lungo pomeriggio pugilistico. Un ringraziamento va alla Salenti che ha voluto ospitare questo pomeriggio di pugilato. Un ringraziamento va agli arbitri, commissario di riunione e medico della riunione qui a bordo ring, i cronometristi che si sono prodigati a scandire il tempo su tutti le varie riprese, varie round. Saranno 3 le riprese da 2 minuti fra questi due pugili, Kime Dean e Federico Tonus. Arbitra Lorenzo Zanin. Un ringraziamento e un saluto anche a Melissa. Allora incontro fra Kime Dean della Padova Ring e Mario Tonus, che non posso esimermi da ricordare veramente le gesta del padre, ex campione italiano e campione europeo dei pesi medi. Allora saranno 3 le riprese da 2 minuti.
entra Lorenzo Zanin. È la prima ripresa. Finisce il primo round fra Crimedia Federico Tonus, ricordo categoria io, 86 kg. Fuori i secondi. È la seconda ripresa. Bravo!
fra Kim Dean e Federico Tonus. Un saluto a Melissa che ci annuncia il terzo round e con questo terminerà anche questa riunione pugilistica qui alla 17 con l'organizzazione delle società New America Corollo Academy. Fuori i secondi. È la terza presa. Finisce così Kim Dean e Federico Tonus. E con questo incontro si conclude così questo lungo pomeriggio di pugilato, ringraziando tutti i partecipanti, atleti, maestri e accompagnatori, oltre che allo staff tecnico per questa importante manifestazione. Pugili a 100 ringhe, vince ai punti Dean Kim della Padova Ring. Un applauso anche a Federico Tonus della Treviso Ring. Un vivo ringraziamento a tutti voi che avete partecipato e un arrivederci, a presto. Un grazie alla 17 che ha voluto ospitare questa riunione pugilistica. Un ringraziamento va ai giudici, cronometristi, medico di riunione e Alex, il commissario di riunione. A tutti un buon rientro e una buona serata.